giovedì 16 gennaio, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. Ed Emanuela Corsi, buongiorno. Come sempre cominciamo il nostro appuntamento con i fatti di cronaca, con le notizie, e allora andiamo subito a occuparci di termovalorizzatori, perché la Regione ha firmato un accordo con Invitalia per le gare per la realizzazione dei termovalorizzatori. 2 impianti saranno costruiti, uno a Catania e l'altro a Palermo, e dovrebbero entrare in attività entro il 2028. La Regione siciliana ha sottoscritto a Roma la convenzione che affida a Invitalia il ruolo centrale di committenza per la preparazione dei bandi e la gestione delle gare d'appalto per i 2 termovalorizzatori da realizzare, uno a Palermo e uno a Catania. A firmare l'accordo è stato il presidente della Regione Renato Schifani nella qualità di commissario straordinario per l'emergenza rifiuti e l'amministratore delegato dell'Agenzia Nazionale per l'Attrazione e gli Investimenti Bernardo Mattarella. Oggi è un passo storico per la realizzazione dei termovalorizzatori. Abbiamo affidato ad Invitalia l'incarico di gestire tutti gli appalti relativi a queste grandi opere. Una svolta per la Sicilia, una svolta per i siciliani. L'investimento è di 800 milioni di euro, finanziato con l'accordo per la coesione stipulato con il governo nazionale. Primo passaggio fondamentale sarà l'assistenza che Invitalia fornirà alla Regione nella predisposizione della gara, valutata in circa 16 milioni di euro, per i progetti di fattibilità tecnico-economica rivolta agli studi professionali poi di tutta Europa. Il documento dovrà poi essere approvato e sottoposto al vaglio della commissione tecnico-specialistica, che dovrà dare l'autorizzazione di impatto ambientale. A seguire le gare per la progettazione esecutiva, la costruzione e la gestione dell'opera. I termovalorizzatori, che saranno localizzati a Bellolampo per Palermo e nella zona industriale di Catania, saranno utilizzati per il trattamento dei rifiuti urbani non riciclabili provenienti dalle piattaforme regionali di pretrattamento, biodigestione e compostaggio. L'entrata in funzione è prevista per il 2028. E andiamo subito da Emanuela Corsi con i quotidiani regionali nella circostanza per vedere come viene vista e trattata questa notizia. Passa avanti per quanto riguarda appunto i 2 impianti, uno dovrà sorgere a Catania, l'altro a Palermo, ma fioccano anche i ricorsi e il coro dei no. Intanto andiamo a vedere su Repubblica Palermo, termovalorizzatori, si parte, Schifani si affida a Invitalia, così evitiamo infiltrazioni. L'agenzia guidata da Bernardo Mattarella assieme all'Autority Anticorruzione seguirà l'iter delle gare per i 2 progetti da 800 milioni da realizzare appunto a Palermo e Catania. Ma dicevamo, raffica anche di ricorsi, c'è anche chi dice no appunto alla realizzazione dei 2 impianti, la rete di associazioni e partiti per fermare gli inceneritori. Un cartello di 33 sigle si appella al Presidente della Repubblica e dice sono dannosi e inutili. Però andiamo a vedere sull'altra pagina, secondo la Regione bruciare i rifiuti costa più che seppellirli, un affare che fa gola ai privati, continua a scrivere oggi Repubblica Palermo. Per una tonnellata incenerita il costo è tra 170 e 220 euro, 100 solo per la tassa imposta dall'Unione Europea sulle emissioni. In pole position per quanto riguarda appunto l'appalto c'è A2A che si è fatta avanti, tra i colossi l'emiliana Iren, Edison e la franco-belga Suez. Questa notizia viene riportata un po' su tutti i quotidiani regionali. Allora andiamo a vedere anche la Sicilia, che scrive termovalorizzatori, firmato l'accordo, atteso sì ma con polemiche. Protocollo tra Regione Siciliana e Invitalia per i bandi e le gare d'appalto. Deputati del Movimento 5 Stelle, sono strutture che vedranno la luce nel 2030 e ci saranno nuove regole ambientali. Grazie Emanuela. Adesso torniamo a occuparci di Agrigento, capitale della cultura. Continuano le polemiche legate per l'appunto all'investitura alla città, che con una cerimonia sarà ufficialmente data sabato prossimo, alla presenza anche del Capo dello Stato. Tra le tante polemiche anche un dipinto della mostra curata da Sgarbi che non sarebbe un'opera originale del Perugino.
Ci sarebbe anche una crosta tra i tesori di Agrigento, capitale della cultura 2025. Una nuova polemica dunque che investe la città dei Templi relativa ad un'opera esposta nella mostra Tesori d'Italia patrocinata dall'Ente Parco Valle dei Templi. Uno dei quadri esposti nell'evento curato dal critico Vittorio Sgarbi, La tela del martirio di San Sebastiano attribuito dal critico al Perugino, secondo alcuni esperti assomiglierebbe molto ad un'altra tela, quella battuta all'asta a Parigi nel 2010 ma attribuita solamente a un allievo della bottega del Perugino. La tela che Sgarbi ha esposto ad Agrigento sarebbe rimasta 2 anni nel laboratorio di Gianfranco Mingardi, lo storico restauratore di oltre 200 opere di Sgarbi, tra cui le opere di Manetti e de Boulogne, per cui Sgarbi risulta indagato a Imperia e Macerata. Dicevamo, l'ennesima polemica. Durante la presentazione ufficiale a Roma ha fatto molto rumore l'assenza in contemporanea del ministro Giuli e del presidente Schifani. Prima le durissime parole di buttafuoco sui ritardi, in generale la sensazione diffusa che la città non si sia preparata adeguatamente a questo importante e prestigioso evento. Agrigento è distante dai 2 principali aeroporti siciliani, Catania e Palermo, rispettivamente separata da 150 e 180 km. La viabilità è spesso compromessa da cantieri e disagi, difficile poi contare sui treni come alternativa. Il sindaco però spazza via le polemiche e dice: i fatti ci daranno ragione. E il primo risultato in effetti arriva. La fondazione del Teatro Pirandello, lo stesso che ospiterà sabato il presidente Mattarella, comunica che il tetto, dal quale sabato scorso pioveva acqua sopra gli orchestrali durante un concerto, è stato riparato. Con i tempi che corrono, per Agrigento è già un primo successo. E allora, torniamo da Emanuela Corsi, perché mi pare che anche stamattina si continua a discutere su questa vicenda. E ripartiamo proprio da questo tetto che è stato riparato, il tetto del Teatro Pirandello. Siamo a pagina 6 della Sicilia. Schifani, la Regione farà la sua parte, tutto pronto per la cerimonia di sabato, la scossa di andò. E poi c'è una lettera oggi, sempre sulla stessa pagina, dell'assessore alla cultura del Comune di Siracusa, Fabio Granata, che dice: basta masochismo, aiutiamo Agrigento a dare il meglio. Insomma, queste le sue parole relativamente a tutte le polemiche che hanno accompagnato questa candidatura e poi naturalmente questo momento, finalmente l'inaugurazione di questa città siciliana come capitale della cultura del 2025. Andiamo a vedere Repubblica Palermo, nuovi guai per Agrigento capitale, si sfila pure Lampedusa. Tenuti fuori. Il comune delle Pelagie è socio della fondazione. Il sindaco dice: organizzatori spariti, non so se restiamo. Quindi se da una parte si cerca di smorzare le polemiche, ma dall'altra insomma ancora qualche voce viene fuori a poche ore ormai dalla ufficializzazione appunto di questo anno d'oro per la città siciliana. E poi c'è un'intervista a Dacia Maraini, la scrittrice, che dice: scontiamo anni di mala gestione e mafia, ma la Sicilia ha grandi risorse creative. E poi per quanto riguarda Agrigento dice: i disastri sono frutto delle ingerenze criminali, la fiducia che l'Italia ha dato a questa città le darà lo slancio per recuperare. E adesso siamo alla sanità e vi raccontiamo la storia di Daniela. Per una visita all'ospedale San Marco dovrà aspettare gennaio, ma del 2026. La prevenzione tanto raccomandata, ci dice, in realtà con il servizio sanitario pubblico non è facile. Per noi l'ha incontrata De Mare. In Sicilia la sanità non esiste. È l'amara constatazione di Daniela Alberti, catanese, che all'età di 55 anni ha già sconfitto 2 tumori. Persona fragile, per lei la prevenzione è fondamentale. Peccato però che da queste parti è un optional. Ho contattato la mia dottoressa e mi diceva che avevo necessità di fare una visita reumatologica. Contatto tramite il CUP l'ospedale presidio ospedaliero San Marco, dove rimango in attesa per parecchio tempo, ma alla fine mi reputo fortunata perché riesco a parlare con la signora, dove mi dice: questo accade l'8 di gennaio del 2025, dove mi dice che c'è disponibilità per il 28 di gennaio, però poi alla fine mi dice: guardi che è 2026, c'è un po' di attesa, quindi io sono veramente senza parole. Eppure il Policlinico di Catania ha lanciato una nuova iniziativa con il duplice obiettivo di implementare i servizi radiologici e azzerare le liste d'attesa per le prenotazioni nel 2024 tramite il CUP. Sarà così e quindi verrà chiamata la signora Daniela? Ovviamente io me lo auguro come miracolo di Natale, magari siamo un po' dopo Natale, ancora potremmo rientrarci. Me lo auguro per me e per chi ne ha di bisogno. Magari il miracolo di Sant'Agata.
Vero, dimenticavo. Ma i guai, si sa, non vengono mai da soli, e allora la signora Daniela ci racconta un'altra sua disavventura in ambito sanitario. Ho prenotato in una struttura privata ma convenzionata col Servizio Sanitario Nazionale a ottobre, dove mi danno appuntamento il 2 di dicembre, un lunedì alle ore 16. Mi presento, signora, sono mortificata, il budget è finito. Sono tante le segnalazioni già arrivate al nostro numero di WhatsApp 342 74 55 005. Noi vi daremo voce e accenderemo un faro sulla precaria sanità siciliana. Torniamo di nuovo da Emanuela per approfondimenti, anzi ci arriviamo fra poco da te, perché dobbiamo in realtà invece parlare di cronaca, perché c'è stato un grave incidente a Vittoria con 2 giovani in scooter che sono schiantati contro un'auto mentre scappavano all'ALT della polizia. Sono rimasti gravemente feriti, avevano una pistola a salve, nessuna copertura assicurativa del mezzo e il conducente non aveva la patente. Vediamo questa storia. Guidando uno scooter su una ruota, fuggite all'ALT della polizia, a Vittoria 2 giovani si sono scontrati contro un'automobile. Il conducente di 15 anni ora è ricoverato in condizioni gravi al San Marco di Catania. Ha un'emorragia cerebrale, fratture multiple e problemi polmonari, mentre il passeggero 18enne ha una frattura al femore. I giovani in corsa nel tentativo di fuggire al controllo degli agenti hanno ignorato segnali di precedenza e sensi contrari, tutto ad alta velocità. Poco prima dell'impatto, a circa 200 metri, i due hanno lanciato una pistola per terra, raccolta dai poliziotti che hanno sospeso l'inseguimento e spento le sirene. Era una pistola a salve priva di tappo rosso con relativo caricatore vuoto. Poco dopo gli agenti hanno sentito un boato. I 2 giovani si erano scontrati autonomamente con un veicolo per mancata precedenza. Tempestivi i soccorsi. Dalle indagini è emerso che il conducente non ha la patente di guida e che il ciclomotore è sprovvisto di copertura assicurativa. L'episodio di Vittoria può richiamare il recente fatto di cronaca che ha visto vittima il giovane Rami e una pattuglia di carabinieri a Milano, ma la procura di Ragusa, con una nota del capo dell'ufficio Francesco Puleio, fa subito chiarezza, spiegando, dopo un sopralluogo nella zona e la visione di diversi filmati, che lo scontro con certezza non è riconducibile all'inseguimento della polizia. E adesso partiamo proprio da qui con le notizie dai quotidiani. Allora, vediamo Repubblica Palermo sempre e leggiamo schianto dopo la fuga all'ALT della polizia. 2 giovani in ospedale, uno è grave. Lo scooter ha centrato un'auto dopo aver accelerato mentre gli agenti recuperavano la pistola lanciata dai fuggitivi. Secondo la procura di Ragusa e la polizia municipale, l'incidente appunto non è direttamente riconducibile all'inseguimento e come sentivamo nel servizio però qualcuno ha fatto il confronto con un caso di cronaca di cui ancora si continua a parlare, perché è costato un incidente, appunto un inseguimento che poi è finito con la morte di questo giovanissimo. Siamo sulla prima pagina della Sicilia che scrive: il fantasma di Rami, armati senza patente né assicurazione, fuggono all'ALT e si schiantano con lo scooter. L'incidente a Vittoria con 2 ragazzi feriti ricorda appunto quello di Milano, pur nelle differenze. E poi Nordio con il DDL sicurezza più tutele. Andiamo a vedere le altre notizie sulla prima pagina, quindi restiamo sulla Sicilia. Intanto vediamo in alto Agrigento, capitale della cultura, e poi si torna a parlare dei fondi dell'ARS. Contributi all'ex assistente, il Movimento 5 Stelle protegge Campo, ma sugli enti ora c'è la svolta. E ancora il caro voli, perché arriva l'annuncio da parte della Regione che proroga il bonus nel 2025, quindi il 25% di sconto sui biglietti dei siciliani, soprattutto per gli studenti pendolari che appunto devono viaggiare e spostarsi tra la Sicilia e altre zone d'Italia. E poi ITA, perché c'è stato l'accordo tra ITA e Lufthansa. Lufthansa acquista circa più del 40% di ITA e Pappalardo
Sandro Pappalardo è stato nominato presidente. Sandro Pappalardo, che è anche ex assessore regionale del governo Musumeci. Andiamo a vedere altre notizie. Intanto, a proposito di politica regionale, sul flop province, opposizioni scatenate, PD appella Schlein, primarie in Sicilia. La notizia dei termovalorizzatori che abbiamo già visto, la vediamo anche in prima pagina, e poi un altro tema, quello che riguarda la raffineria di Priolo. L'ISAB ammette la crisi, pronta a negoziare con i creditori, lavoratori blindati. Andiamo adesso a vedere la prima pagina di Catania. In primo piano questa notizia: il dirigente medico e l'ingegnere. Chiamato in causa Schifani, il Dipartimento di Prevenzione non può essere guidato da un tecnico ma da una figura specializzata. La deputata pentastellata Lidia Adorno solleva questo caso con un'interrogazione all'ASP di Catania. Andiamo alle altre prime pagine, vediamo la prima pagina di Repubblica. Palermo, con appunto i rifiuti in primo piano, il business degli inceneritori, ecco i colossi in fila per costruirli. Abbiamo già visto quali sono i nomi che appunto sono in lizza per poter realizzare questi due impianti. E poi ancora la situazione di Agrigento Capitale con Lampedusa che si sfila, ma vediamo invece questa notizia con tre attori, due siciliani, Salvo Ficarra e Valentino Picone, assieme a Toni Servillo nel film L'Abbaglio. Ficarra e Picone, Garibaldini per caso, basta etichette, a noi piace rischiare. È stato appunto presentato il film che appunto arriva sul grande schermo. E poi il caso di Vittoria, fuga e schianto dopo l'alto della polizia, gravi 2 giovani. Abbiamo già visto tutte queste notizie. Andiamo invece al Giornale di Sicilia con una notizia che ancora non abbiamo letto: sigarette, maxi sbarchi dall'Africa, operazione della finanza condotta dalla Procura europea, esperti scafisti per cercare di evitare i controlli nel canale. Gommoni e pescherecci erano carichi di tabacchi di contrabbando in rotta dalla Tunisia alla Sicilia. In azione 2 bande di palermitani e trapanesi, scattano 16 arresti e il sequestro di beni. E poi nel blitz bloccate anche 22 tonnellate di bionde che valgono 4 milioni, evasione fiscale da 850.000 euro. Ci sono anche altri 7 indagati. I trucchi del clan per riciclare i soldi, pure i giochi online, sigilli a un negozio di surgelati, trasporti con l'aiuto di vedette. Vediamo qua la foto di 2 aerei. Il bonus voli è esteso per tutto il 2025 fino al 31 dicembre. In vigore il contributo del 25% sul prezzo del biglietto aereo ai residenti dell'isola, con un ulteriore 25% per i soggetti con basso reddito, studenti e disabili, quindi 25% che diventa 50% per alcune categorie, più controlli per evitare naturalmente le truffe. Poi cronaca da Palermo, rapinatore con la spranga, vediamo passante colpito in testa, raid in via Roma, quindi siamo nel centro di Palermo, l'aggressore è scappato a mani vuote, la vittima ha fatto resistenza. Mentre invece allo Sperone c'è grande festa, recuperato e inaugurato il centro sociale di via di Vittorio. Da anni era in totale degrado, ieri appunto l'inaugurazione, la galla dice un segnale per le periferie. Per quanto riguarda la sanità siciliana, pronto soccorso nel caos, gli organici sono carenti del 50%. Questo il dossier della Commissione regionale, esaminati 67 ospedali, emergenza da Villa Sofia a Ragusa, da Milazzo ad Acireale. Per sopperire alla mancanza dei medici si ricorre sempre ai gettonisti.
E ancora, vediamo la prima pagina della Gazzetta del Sud con, vediamo in primo piano, tra le notizie in primo piano ancora questo fatto di cronaca. Messina ha ucciso la madre per soldi, questo sarebbe il movente che ha spinto questo giovane ad uccidere la madre. Oggi l'autopsia sul corpo della donna che si chiamava Caterina Pappalardo, colpita appunto dalle coltellate del figlio che però prima l'avrebbe stordita con uno spray al peperoncino. La difesa del giovane valuta la possibilità di una perizia psichiatrica. Andiamo a vedere all'interno. 30 coltellate per il denaro negato. Il giovane, che è accusato di omicidio, prima di essere trasferito in carcere ha avuto un lungo confronto con gli investigatori. La difesa valuta la richiesta appunto di fare una perizia psichiatrica. La tragica fine di Cristina Pappalardo, uccisa dal figlio al culmine di un furioso litigio nell'appartamento di via Battisti, e questa è la scena del crimine. Vediamo anche i sigilli sulla porta di casa, ma la donna abitava in realtà nella casa di Mili Marina, dove c'era il suo cagnolino che aspettava il ritorno. La bestiola, rimasta sola per tutto il giorno, è stata poi prelevata e portata via da polizia e vigili del fuoco. Nel villaggio della zona sud la donna si era trasferita prima dell'estate. Ci possiamo fermare per il momento. Sì. E allora, come ogni mattina, a questo punto ci colleghiamo con la Polizia Stradale, compartimento della Sicilia orientale. Vedo già in collegamento con noi questa mattina da Sant'Agata di Militello l'ispettore Filippo La Rosa. Buongiorno ispettore, la situazione sulle strade che sono di competenza della Polstrada, chiaramente del compartimento Sicilia orientale. Buongiorno direttore, iniziamo subito col segnalare sull'autostrada 18 Messina-Catania un incidente stradale verificatosi tra gli svincoli di Giardini e Fiumefreddo in direzione Catania. Sul posto sono già presenti le nostre pattuglie e l'incidente è in via di risoluzione. Sulla stessa autostrada segnaliamo il consueto traffico intenso e code nei pressi dello svincolo di Acireale in direzione Catania a causa dei lavori in corso su quella tratta. Ci spostiamo adesso sulla tangenziale di Catania, ove segnaliamo un ulteriore tamponamento, quindi un incidente stradale tra più veicoli in direzione Siracusa ad altezza di Mister Bianco. Anche qui segnaliamo code e traffico naturalmente intenso, le nostre pattuglie sono già sul posto e l'incidente anche qui è in via di risoluzione. Anche sulla tangenziale di Catania segnaliamo il consueto traffico intenso e conseguenti code tra lo svincolo di San Gregorio e Catania Centro in direzione sud. Ci spostiamo adesso sull'autostrada A19 Catania-Palermo, ove persiste la chiusura dello svincolo di Enna sia in entrata che in uscita sulla carreggiata direzione Palermo. L'uscita consigliata per raggiungere il centro ennese è quello di Mulinello o in alternativa quello di Dittaino. Prima di salutarci, il consueto consiglio della Polizia Stradale. Oggi vorremmo portare l'attenzione al comportamento in corrispondenza di cantieri stradali che sono numerosi sulla nostra rete autostradale siciliana per contingenti interventi di ammodernamento. Si raccomanda la scrupolosa osservanza delle prescrizioni della segnaletica temporanea per lavori in corso, quella con sfondo giallo per capirci, in particolare per quanto riguarda le prescrizioni sul limite di velocità ed il divieto di sorpasso tra veicoli, al fine di garantire sia la sicurezza della circolazione che l'incolumità di eventuale personale operante all'interno del cantiere stesso. Raccomandiamo inoltre particolare attenzione in occasione della presenza di personale che effettua operazioni di viabilità, seguendo scrupolosamente le indicazioni di quel personale, sia esso personale della ditta operante che dell'ente autostradale o della polizia stradale, riducendo adeguatamente la velocità al fine di meglio recepire il messaggio che quell'operatore ci sta trasmettendo ed effettuare in sicurezza tutte le manovre richieste dalla circolazione stradale.
Dalla Polizia Stradale è tutto, buona strada. Grazie all'ispettore Filippo La Rosa, in collegamento con noi da Sant'Agata di Militello, Polla Strada, compartimento Sicilia orientale. Il traffico in questo momento è in tempo reale sulla città di Catania, siamo sulla circonvallazione e vedete stamattina, complice anche la giornata particolarmente uggiosa, c'è qualche rallentamento poco prima del Tondo Gioieni mentre invece in direzione Ognina la situazione sembra un pochettino più fluida. Anche con le immagini, adesso ci spostiamo in via Vincenzo Giuffrida, c'è molto traffico in entrata, anche se non ci sono comunque particolari criticità, sicuramente migliore la situazione in uscita dalla città di Catania lungo via Vincenzo Giuffrida. Ci fermiamo qui almeno per il momento, fra poco saremo di nuovo insieme, torneremo da Emanuela Corsi, stavolta con la rassegna stampa, dai quotidiani nazionali per i fatti italiani e anche quelli internazionali. A dopo. Buongiorno Sicilia, torniamo come detto alla rassegna stampa, i fatti nazionali e internazionali con Emanuela Corsi. In primo piano naturalmente c'è il Medio Oriente con questa notizia attesa veramente da tanti mesi perché è arrivata finalmente la tregua. Vediamo Avvenire che appunto titola così: finalmente è tregua. Dopo 467 giorni di guerra a Gaza arriva l'accordo per liberare 33 ostaggi israeliani e 1650 prigionieri palestinesi. Ieri sera l'annuncio di Biden e dell'emiro Al-Thani anticipato di 2 ore da Donald Trump. Il cardinale Zuppi dice: speriamo sia solo il primo passo, e qui vediamo la gioia, la commozione, gli abbracci, appunto i festeggiamenti dei palestinesi nella striscia di Gaza dopo questa notizia, e poi le manifestazioni anche per le vie di Tel Aviv in Israele. E poi la diplomazia sul piano degli Stati Uniti, vecchio di mesi, c'è stata la spinta del Tycoon, cioè di Donald Trump. Poi vediamo un attimo, perché anche lì c'è chi rivendica sono stato io l'artefice nel caso di Trump, e poi arriva Biden che invece cerca un attimino di rimettere le cose in ordine, dice questo è frutto di una diplomazia, di un lavoro diplomatico che è andato avanti per molti mesi. Andiamo a vedere il Messaggero che scrive: finalmente, questo è il titolo, dopo 466 giorni di guerra e 46.600 morti, quindi tutti i quotidiani ricordano appunto questo bilancio di morte e di distruzione nella striscia di Gaza. Accordo Israele-Hamas, cessate il fuoco a Gaza e 33 ostaggi liberati a partire da domenica. La mediazione tra Biden e Trump, appunto la corsa a intestarsi l'annuncio e i meriti. Trump brucia la notizia dell'intesa, è merito mio. Biden che poi proprio ieri ha fatto una conferenza stampa, l'ultima appunto, anche un po' ha tracciato un bilancio di questi 4 anni alla Casa Bianca, ha detto no, è frutto appunto di un lavoro diplomatico che abbiamo portato avanti noi. E poi lo scenario, Tajani nella striscia. Il nostro ministro degli esteri appunto è andato nella striscia di Gaza, disposti a inviare i caschi blu italiani appunto adesso per la ricostruzione. Vediamo il resto del Carlino con tregua. Ecco qui la fotonotizia, accordo tra Israele e Hamas, gli ostaggi verso la liberazione, Trump è una mia vittoria, la Casa Bianca merito invece di Biden. Anche il Corriere della Sera, dicevamo, è l'apertura di tutti i giornali, è tregua Hamas e Israele, sì dei palestinesi all'intesa, Trump dall'annuncio per primo, merito mio, i calcoli di Netanyahu. Da domenica il cessate il fuoco, festeggiamenti a Gaza, Biden uno dei negoziati più difficili in carriera. Repubblica, Gaza, speranza di pace.
il piano dal 19 cessate il fuoco per 6 settimane, ritiro dell'IDF dalla striscia e rilascio di 33 ostaggi. Queste sono le condizioni. Poi il premier del Qatar, Al-Thani, appunto ha dato l'annuncio, Netanyahu dice dettagli da definire e Hamas esulta. La Casa Bianca invece per Biden è il risultato di un lavoro fatto insieme a Trump, che però sottolinea tutto merito mio. E a proposito di questo, ecco, ti faccio vedere il dubbio: Gaza finalmente tregua, Trump merito mio. Mentre invece il Tempo scrive Peace and Trump. Ogni tanto il Tempo tira fuori questi titoli anche divertenti. Il cessate il fuoco a Gaza annunciato dal presidente eletto Trump anticipa Biden, la tregua appunto è merito mio, diviso in 3 fasi, durerà 6 mesi, domenica ci saranno i primi ostaggi liberi. Cambiamo argomento, vediamo anche altre notizie perché... torniamo in Italia. In Italia ancora caos, treni, botta e risposta tra governo e opposizione, e poi interviene FS che parla di sabotaggio. Quindi il giornale scrive treni l'ombra del sabotaggio, ancora guasti, Ferrovie dello Stato presenta un esposto, 6 episodi anomali, l'ipotesi di un'azione premeditata, la sinistra va all'attacco di Salvini con Renzi, che addirittura è quello diciamo più drastico, chiede le dimissioni appunto del ministro delle infrastrutture. E poi il quotidiano, ecco, il Fatto Quotidiano dice ecco il vero complotto. Cosa non va? Ennesimo giorno catastrofico, Salvini accredita i sospetti, ma nell'incapacità gestionale il motivo dei guasti. Le Ferrovie dello Stato appunto dicono ci sono dei sabotaggi in corso, ma solo su 5 episodi, scrive il Fatto Quotidiano. Invece prima abbiamo visto sono 6 i casi, quindi insomma bisogna fare anche lì chiarezza e capire dove sono stati fatti questi sabotaggi. Il Sole 24 Ore. Andiamo a vedere questa notizia, allarme clima, perché a gennaio c'è il 63% di neve in meno. Quindi questo sempre effetto dei cambiamenti climatici, le scorte di neve sono dimezzate rispetto a gennaio dello scorso anno, la minore copertura nevosa si tradurrà in estate in una carenza di acqua a valle. Quindi un problema a cui già si pensa adesso, quindi per prevenire quella che potrebbe essere una forte siccità quest'estate. Libero invece apre con il caso delle attiviste di Extinction Rebellion che hanno accusato la polizia di Brescia di essere state denudate durante l'interrogatorio. Ecco, pagliacciata contro la polizia, scrive Libero, la verità sul caso Brescia. Le attiviste di Extinction Rebellion noi fatte spogliare in questura. Avvocato e sinistra accusano il governo, ma la procedura è regolare, scrive Libero. E poi nel sommario si torna a parlare delle molestie al Duomo di Milano per Capodanno, il caso che si allarga con sempre più donne che denunciano appunto questi abusi, questi episodi di violenze sessuali. Piantedosi si indaga su questo rituale islamico secondo il quale un gruppo individua una preda e poi la accerchia e la costringe insomma a commettere degli atti sessuali. Poi vediamo l'Unità a proposito sempre di questo tema del caso Brescia, violenza sulle donne alla questura di Brescia. Meloni interviene, manifestanti umiliate e costrette a denudarsi. Ancora andiamo a vedere Il Giorno. Ecco qui, vediamo in prima pagina invece il caso Milano, molestie a Capodanno, in arrivo altre denunce, violenze inaccettabili, la ricostruzione del ministro Piantedosi in aula. E poi invece andiamo a Merate.
dopo Malpensa e Monza, lo scalo, lo stadio e il bosco urbano, il nome di Berlusconi che divide ancora, perché appunto diverse città vogliono intestare alcuni luoghi a Silvio Berlusconi, però è un nome che ancora è molto divisivo. Andiamo a vedere nel taglio basso, per quanto riguarda la cronaca, Campi Bisenzio, il ragazzino ucciso a 17 anni, ieri si è tenuto il funerale, ma c'è stata una rissa tra giovani, quindi alcuni disordini appunto durante le celebrazioni del funerale. Andiamo a vedere il secolo XIX. Oggi c'è un'intervista in prima pagina ad Orlando che aveva sfidato Bucci alle ultime regionali. Ricordiamo è anche un ex ministro della Repubblica Italiana del governo Renzi, e lui oggi racconta: perché resto a fare politica in Liguria, mi ha convinto l'affetto della gente, i partiti devono ripartire dal territorio. Queste appunto le sue parole. E poi andiamo velocemente a vedere ancora qualche prima pagina, il manifesto, con appunto anche qui la foto dedicata alla gioia degli abitanti palestinesi, dei palestinesi, scusami. Alla fine abbiamo accordo raggiunto tra Israele e Hamas, tregua nella striscia, si parte domenica con il rilascio dei primi ostaggi dopo 15 mesi di atrocità e decine di migliaia di uccisi. Festa in Palestina e tra le famiglie dei rapiti, ma i blitz israeliani non si sono fermati. Ieri altre decine di morti, scrive oggi il manifesto. Grazie allora Emanuela per la rassegna stampa, ci ritroviamo con te più avanti. Intanto le previsioni meteo e poi il primo degli ospiti della nostra mattinata. Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì un'area di bassa pressione apporterà dell'instabilità sulle due isole maggiori e della variabilità ancora da segnalare al sud. In dettaglio in Sicilia il contesto appunto sarà instabile per la giornata di giovedì, con piogge e rovesci a carattere sparso per gran parte del giorno, ventilazione che soffierà sostenuta con mari fino a mossi. Per quanto riguarda le temperature, i valori saranno in lieve rialzo, con temperature fino ai 15-16 gradi. Dando un accenno alla situazione per la giornata di venerdì, il contesto sarà instabile con piogge e rovesci sparsi ancora una volta per gran parte della giornata, e i venti tenderanno a rinforzarsi con mari anche fino ad agitati. Temperature massime però senza variazioni. Per tutti i dettagli c'è il sito e l'app di Trebi Meteo. Bentornati a Buongiorno Sicilia. Come annunciato adesso c'è il primo degli ospiti di questa nostra mattina. Siamo in collegamento con Pietro Ciulla, che è il delegato Sicilia per il WWF Italia. Buongiorno. Buongiorno a tutti. E grazie di essere con noi. Allora, stamattina parliamo di siccità, anche se insomma la pioggia abbondante di questi giorni ci porta, non solo di siccità, attenzione, però ci porta lontano da questi pensieri, perché le immagini comunque che ci sono ritornate indietro da Los Angeles, l'incendio, il vasto incendio, ha fatto capire insomma che la nostra è una regione che è soggetta in qualche modo a, soprattutto nella stagione calda, a roghi improvvisi e devastanti. Tutto questo chiaramente ci fa riflettere, cioè le immagini di Los Angeles ci fanno riflettere. E allora la prima osservazione che le faccio io, la prima domanda che le faccio: è possibile che eventi magari non così devastanti come quello che si è verificato a Los Angeles possano anche colpire la nostra regione? Ci sono stati degli esempi negli anni scorsi?
Sì, in pratica eventi simili a quelli di Los Angeles ci sono stati. Se ricordiamo per esempio nell'estate del 23 gli incendi che si sono succeduti per esempio attorno a Palermo e attorno anche a tanti centri urbani hanno qualcosa di simile, cioè il fuoco talmente intenso e talmente diciamo inarrestabile che si è avvicinato pericolosamente alle periferie urbane e ha fatto dei danni ben precisi. Per esempio a Palermo c'è stata tutta una fascia diciamo, di case, di abitazioni che è stata investita dalle fiamme e ancora gli abitanti ne pagano le conseguenze. Quindi diciamo il problema c'è, il problema esiste, come esiste appunto il problema dell'alternarsi della siccità e delle alluvioni. Ciulla, la nostra regione ha vissuto diciamo negli ultimi mesi, nell'ultimo anno in particolare, come diceva lei, una carenza di pioggia che ha portato poi agli episodi e alle difficoltà idriche, alla crisi idrica di cui abbiamo parlato e continuiamo a parlare. Ma a parte la pioggia che è mancata, ci sono delle responsabilità probabilmente, ci sono delle difficoltà nelle infrastrutture della nostra regione che portano poi alla crisi idrica. Sì, purtroppo sì. Cioè, la Sicilia ha due peculiarità. Quello che proprio fisicamente, geograficamente si trova al centro del Mediterraneo e quindi è il punto di frontiera. Lo è stato sempre storicamente, ma ora, diciamo, con l'aumento dell'energia nell'atmosfera, e quindi significa che, diciamo, con lo stabilirsi di eventi estremi in modo più frequente, la Sicilia si trova al centro di questa diciamo, situazione. Però purtroppo la Sicilia ha un'altra peculiarità, cioè si sta ritrovando nel momento storico critico non attrezzata, assolutamente non attrezzata in difesa, perché le sue infrastrutture sono estremamente carenti. Faccio alcuni esempi, cioè le perdite, l'acqua che cade, la poca acqua che cade dovrebbe essere rigorosamente diciamo, recuperata in ogni modo, in qualche sicuramente, e invece noi assistiamo alle perdite nelle reti idriche che sono obsolete e dico io che sono anche fuori controllo. Molte volte si adducono perdite strutturali nelle rete, mentre magari ci sono anche prelevi illegali e comunque prelevi non programmati, prelevi non autorizzati. Quindi diciamo, dopodiché anche le dighe, cioè molte dighe in Sicilia, ancora dopo 50 anni che sono state costruite, non hanno ricevuto il collaudo definitivo e quindi non possono essere riempite diciamo, secondo la loro capacità idrica. Dopodiché ci sono anche problematiche, molte dighe sono parzialmente interrate e quindi la capacità di invaso è diminuita molto. Quindi sto citando diciamo, tutti esempi che accentuano questa già gravità naturale, questi eventi gravi naturali. Faccio un altro esempio ancora, il territorio siciliano si trova sempre più devastato per l'urbanizzazione selvaggia, per le costruzioni abusive e anche ora, come ne accennavamo poco fa, questo triste fenomeno degli incendi che quando in estate si bruciano i boschi, quando si azzera, si annienta il territorio, è chiaro che dopo tutta l'acqua che cade, a parte il fatto che provoca dei dissesti idrogeologici, ma non viene assorbita, scorre subito a mare, cioè, e quindi ci sono tutte queste problematiche strutturali che se non affrontate accentueranno ancora di più la crisi. Quindi noi ci troviamo in un momento in cui dovremmo essere in modo efficientissimo ed efficacissimo attrezzati, invece siamo in una situazione opposta. Chi deve intervenire secondo lei? Che cosa si può fare nell'immediato per intanto cercare di preservare questo prezioso liquido? Nell'immediato io vedo due frontiere. Quello della diciamo,
il riassetto della rete idrica, sia dal punto di vista fisico, quindi dove è obsoleta, incominciare subito i lavori per cambiarla, per ripristinarla, sia il riassetto anche dal punto di vista amministrativo. Secondo me ci sono troppe polverizzazioni di gestione e diciamo ancora l'acqua deve, siccome sta diventando un bene sempre più prezioso, è bene che venga anche diciamo gestita in modo molto più efficace dal punto di vista appunto gestionale. E dopo un'altra cosa, c'è il ripristino del territorio, bisogna assolutamente bloccare gli incendi e partire con un piano di riforestazione, che è diciamo, una delle poche cose che possiamo fare per ora in modo immediato, è quello di ripristinare il territorio, piantare alberi, forestare, in modo tale che quella poca acqua che cade viene assolutamente raccolta, conservata e quindi dopo ulteriormente utilizzata. Ciulla, io vorrei tornare un attimo sugli invasi, sul tema degli invasi, perché i vostri dati, cioè quelli del WWF, evidenziano come il volume complessivo autorizzato di questi invasi è di 997 milioni di metri cubi, di cui 289 non utilizzabili per mancanza di manutenzione, eccetera, eccetera. Ora, l'autorità di bacino ha previsto 12 interventi su questi invasi, per un totale di 55 milioni che consentirebbero di fare qualche cosa. Sì, cioè, questo per esempio dovrebbe essere, cioè io qua non oso entrare diciamo nella tecnicalità di questi interventi, non lo so se diciamo magari anche approfittando del periodo di siccità è più facile diciamo per così dire svuotare dal fango gli invasi, e comunque debbono essere degli interventi che si debbono sicuramente fare nel più breve tempo possibile, come diciamo, il recupero, la manutenzione, il ripristino delle dighe. Cioè, a me risulta che ci sono direttori diciamo, responsabili di dighe che si assumono ben gravi rischi e oneri a andare a gestire delle dighe che dopo non hanno, fra virgolette, tutte le carte a posto, e dopo se succede qualche cosa magari la piangano loro. Quindi rimettere ordine anche in questo caso è fondamentale, è uno dei pilastri fondamentali. Abbiamo parlato fino adesso di quello che si potrebbe fare sui massimi sistemi, ma noi nel nostro piccolo, nel quotidiano, tutti noi singoli, che cosa possiamo fare per contribuire? Certo, cioè una diciamo delle problematiche è pure questo, cioè ci dobbiamo rendere conto che l'acqua non è un bene infinito, come tutte le risorse del nostro povero pianeta non sono diciamo dei beni infiniti da sfruttare senza precauzione. Quindi anche noi dobbiamo imparare a utilizzare l'acqua in modo molto più diciamo efficiente, a parte diciamo la solita cosa, quando ti lavi i denti non tenere il rubinetto aperto, cioè, in Sicilia per esempio tenere il prato all'inglese è secondo me insomma una cosa che è fuori dal mondo. In Sicilia in estate c'è il giallo e ci dobbiamo tenere il giallo, cioè coltivare un prato all'inglese con tanta di sprechi idrici secondo me è un'anomalia a cui si deve porre, e dopo avere quelle piccole precauzioni. Un'altra cosa da stare attenti qua, noi trattiamo sempre il solito problema dei rifiuti. Rendiamoci conto che quando andiamo a fare delle discariche abusive e quindi indirettamente inquiniamo il terreno, cioè sporchiamo le condotte e quindi tutta questa roba va a finire nelle falde che si possono inquinare. Quindi ci sono tutta una serie di precauzioni che dovrebbero essere però una cosa istintiva, una cosa naturale, che dovrebbe essere acquisita in modo che uno lo fa in modo automatico. Dopodiché è chiaro che un'altra cosa da fare è quella diciamo di stare attenti diciamo, a un nuovo piano di agricoltura, per esempio. Probabilmente dobbiamo stare attenti anche al tipo di colture che andiamo a impiantare, perché se ci sono
delle colture che hanno bisogno di troppa acqua, forse per i prossimi anni, ahimè, ce lo possiamo scordare, quindi anche fare un cambio di colture agricole. Quindi, come vede, ci sono tante cose che possiamo fare i singoli cittadini e anche, diciamo, una gestione, perché il problema è così vasto che tocca tutto, tocca la socialità, tocca l'economia, tocca l'efficienza delle strutture, un poco, diciamo, siamo a 360 gradi veramente su questo campo. Grazie Ciulla per il suo intervento, per aver parlato con noi questa mattina. Grazie a Pietro Ciulla, che è delegato Sicilia WWF in Italia. Adesso ci fermiamo pochi momenti e poi torniamo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Rieccoci insieme a Buongiorno Sicilia e saluto e do il benvenuto a Domenico Torrisi, buongiorno, buongiorno che è coordinatore del Tribunale del Malato di Catania. Allora, stamattina il tema che affrontiamo è quello delle multe ai disabili per l'accesso in zona ZTL, perché è una questione molto dibattuta, molto sentita, ce ne siamo occupati nei nostri telegiornali, ci sono state delle manifestazioni, se ne annunciano delle altre. Allora, il tema del contendere di questa vicenda qual è? Mi pare di capire che se si è dotati di una automobile modificata per persona disabile, allora l'accesso è consentito senza alcun problema. Se invece un disabile attraversa la zona ZTL senza avere questa automobile modificata, scatta la multa. E questo è il nodo che è riconducibile forse a un regolamento comunale. Sì, la problematica, diciamo, che era basata su questo aspetto, che non teneva conto, a mio avviso, del fatto che il contrassegno dell'handicap è della persona e non dell'auto. Cosa voglio dire? Voglio dire che ci sono delle persone disabili che magari vengono accompagnati da congiunti, da parenti, utilizzando una macchina senza le modifiche. Ora, il contrassegno unificato della disabilità, il contrassegno europeo, dà il senso dell'appartenenza di quel contrassegno alla persona. Consideri che la disabilità è di vario tipo, potrebbe essere anche un non vedente o un ipovedente che ovviamente non potrà mai guidare un'auto ed ha la necessità di qualcuno che lo accompagni, che possa dare quello che è giusto ed è dettato anche dalla nostra bella Costituzione, che all'articolo 3 dice che siamo tutti uguali davanti alla legge, ma dice anche che la Repubblica deve far sì di eliminare tutte le barriere di tipo economico, ma di tipo anche sociale, per far sì che tutti i cittadini possano partecipare alla vita e alla società. Allora, a parte questo aspetto, credo che ultimamente l'amministrazione comunale abbia manifestato una certa apertura, e di questo la ringraziamo, nella persona del vice sindaco La Greca, che ha diciamo, dato disponibilità per aprire alla possibilità che altre auto, quindi non solo quelle modificate, possono essere autorizzate ad entrare nelle zone a traffico limitato, in maniera tale da favorire l'accessibilità ai disabili. Allora, questo provvedimento di cui insomma, il Comune si è dotato nel 2023 viene ritenuto illegittimo e abbiamo spiegato quali sono questi motivi. Ma cosa si deve fare per modificare questo documento adottato e poi comunque approvato dal Consiglio anche comunale? Sì, insomma, il vice sindaco ha dato questa disponibilità di rivedere ed ampliare queste possibilità. Devo dire che un'altra richiesta che è stata fatta dalle associazioni, anzi ringrazio tutte le altre associazioni che in queste settimane si sono prodigate anche per favorire questa apertura dell'amministrazione. Una di queste, ad esempio, potrebbe essere l'adesione
a una piattaforma nazionale sulla disabilità e quindi sull'accesso dei disabili nelle zone ZTL. Questa piattaforma è presente in tante città, purtroppo ancora la nostra Catania non ha aderito, ma anche su questo sappiamo che c'è una apertura. Noi desideriamo che questa sensibilità dimostrata dal vice sindaco possa tramutarsi in fatti concreti nel più breve tempo possibile, anche perché ci sono delle situazioni talvolta strane. Esempio concreto, mentre è più facile l'accessibilità in alcune ZTL, vedi ad esempio la zona Bellini, per altre ZTL, magari di nuova istituzione, il Castello Orsino, la zona limitrofa al Castello Orsino o la zona di Via Crociferi, per arrivare a Via Etnea diventa ancora più complicato. Allora il desiderio, l'aspettativa è quella dei disabili, ma di tutte le associazioni, è quella che ci sia una sorta di uniformità sulla possibilità di accedere a queste zone, anche perché Catania, la nostra Catania, le nostre città devono essere per tutti e di tutti. Vivibili. E le volevo evidenziare come però molto spesso queste multe che tartassano davvero, insomma, le persone che hanno questi problemi, insomma, vivono la loro disabilità, poi alla fine il giudice però dà ragione loro. Quindi si eviterebbero dei contenziosi, si eviterebbero praticamente dei processi, dei ricorsi e soprattutto delle spese che gravano sulle casse dell'amministrazione. Che gravano sull'amministrazione. Io dico che il buonsenso, la disponibilità, ma anche, se mi consente, l'apertura mentale e culturale della nostra amministrazione, che ribadisco ha dato segni di apertura e di questo la ringraziamo, credo che possa non solo migliorare la vita ai nostri concittadini, ma anche migliorare, come dire, l'assetto burocratico amministrativo. Ma dare un respiro anche alle casse, no? Perché poi si perdono, si pagano le spese legali. Sì, allora quasi tutte, per non dire tutte, sono state annullate o dal giudice di pace o dall'autorità prefettizia. Quindi si tratta di rendersi conto che c'è la necessità ormai non più procrastinabile di adattare quello che è una regola alle giuste esigenze dei pazienti e dei disabili. Le volevo evidenziare come una delle associazioni di Catania, si chiama Catania Più Attiva, ha annunciato, sempre in tema di ZTL, un'altra protesta. Potrebbe arrivare questa protesta, sono disposti ad occupare Via Etnea con auto che hanno a bordo delle persone disabili. Un'altra manifestazione, diciamo, per manifestare questo grande disagio, queste difficoltà. Ma io spero che non si arrivi a questo, noi ce l'auguriamo perché siamo convinti che nei prossimi giorni ci saranno delle manifestazioni concrete di apertura. Ma stamattina volevamo non solo essere solidali con tutte le associazioni che si sono occupate e si occupano di questo aspetto, ma desideravamo far sì che anche da parte dei cittadini ci fosse una sorta di partecipazione attiva a questa problematica. C'è una presa di coscienza. Una presa di coscienza della nostra collettività affinché si possa capire che se desideriamo una società inclusiva ci devono essere dei fatti concreti che la favoriscono, altrimenti restiamo solo a parlarne talvolta in talune occasioni. Ora, quest'anno è iniziato in maniera soddisfacente per l'associazione disabili perché ad esempio dal 1° gennaio di quest'anno c'è l'autorità nazionale di tutela dei disabili. È una bella cosa che noi salutiamo con favore, così come però sono passati 36 anni dal quando è stata promulgata la legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche e credo che ancora ci sia tanto da fare. Viaggiando per l'Europa, in molti paesi lei trova degli edifici pubblici e privati con l'accessibilità per i disabili, ma tutti, sia quelli pubblici sia quelli privati.
forse ancora dalle nostre parti c'è qualcosa da fare. La legge però c'è, La e quindi legge c'è da 36 anni. quindi bisognerebbe semplicemente applicare questa legge, e se c'è un edificio pubblico, dico, senza l'accesso per le persone disabili, va fatto, altrimenti quell'ufficio dovrebbe andare chiuso. Non solo, ma addirittura anche quest'anno noi sappiamo che ci sono dei contributi per favorire in taluni casi anche per i privati la possibilità di abbattere le barriere architettoniche. Veda, il discorso tra la disabilità e l'handicap è legato al fatto che quando io trovo una barriera, un gradino, la mancanza di una rampa di accesso, lì la mia disabilità diventa un handicap. Se non ci sono queste barriere, il mondo è veramente la vita sarebbe anche un pochino più semplice, decisamente più semplice. Grazie allora a Domenico Torrisi, coordinatore del Tribunale del Malato di Catania. Buon lavoro per quella che fate, per la vostra attività che quotidianamente portate avanti, non soltanto sulle vicende disabili ZTL, ma in generale per tutelare tutte le persone che hanno necessità da questo punto di vista. Buon lavoro, in bocca al lupo. Grazie. Magari ci ritroviamo per parlare dell'accordo che è stato trovato sulla ZTL, perché no, saremo qui ad ospitarvi. Grazie ancora, grazie, ci fermiamo. Ci dobbiamo fermare ancora, breve sosta, poi parleremo completamente d'altro. Parleremo di come ritrovare la forma, come prepararci, non solo perché abbiamo mangiato troppo durante le feste, che ormai sono passate da un po' di tempo, ma per tenerci in forma. A fra pochissimo. Allora, adesso proviamo a metterci in forma, anche perché qui in studio ci ha raggiunti un personal trainer, ne approfittiamo, cercheremo di trovare un punto di incontro per fare un po' di attività fisica. Buongiorno a Lucien Cristina. Buongiorno, buongiorno. Allora, intanto partiamo dal fatto che, come sempre, alla fine dell'anno, inizio dell'anno, a cavallo, diciamo, tra l'anno vecchio e quello nuovo, si fa qualche stravizio, si commette qualche stravizio alimentare. Allora, e ci sta. Cioè, ogni tanto, non bisogna esagerare. Allora ci ritroviamo con qualche chilo di troppo. Sì. Tu che sei un esperto, perché mi raccontavi prima che hai un'attività molto frenetica, che abbraccia tantissime ore della giornata, riesci in qualche modo a dare dei suggerimenti, e non solo suggerimenti, ma in maniera pratica a chi si rivolge a te. Intanto, cosa fa un personal trainer? Così cerchiamo di inquadrare l'attività. Allora, diciamo che il personal trainer monitorizza la singola persona passo dopo passo, quindi step by step, e viene monitorato sia da un punto di vista salutare che fisico, attraverso degli strumenti giusti che possono essere l'aplicometria, quindi la misurazione della massa magra, oppure attraverso l'alimentazione, che poi è la base principale per il nostro allenamento. A parte questo, io faccio anche attività in palestra, sono un istruttore di fitness, quindi faccio un po' fitness a 360 gradi, e sono anche 5 anni fa ho ideato, a proposito, per ritornare in forma, un format tutto mio che si chiama Functional TRD, dove l'acronimo TRD sta per Training and Resistance Definition. Poiché le persone hanno poco tempo a disposizione, noi in 45 minuti cerchiamo di raggiungere i loro obiettivi. Allora, 45 minuti, capisco a questo punto che il tempo minimo di attività, comunque quello consigliato, perché una persona possa mantenersi consigliato sia al neofita che alla persona, diciamo, esperta. E in 45 minuti che cosa si può fare? Noi io propongo un programma che non so se lei lo conosce, l'HIT, è un Height Intensity Interval Training, cioè propongo degli esercizi ad alto livello intervallato con un recupero attivo, quindi il metabolismo aumenta e diminuisce attraverso una fase di interval training, in modo tale che le persone hanno uno sforzo iniziale e una fase di recupero. Questo scombussola moltissimo il metabolismo, e quindi creando una perdita di tessuto adiposo. Allora noi cerchiamo di essere concreti. Sì. Entriamo nel... Se noi in queste feste abbiamo preso 2 chiletti, pensiamo a 2 chiletti.
Che cosa devo fare? Innanzitutto riprendere l'attività fisica in maniera molto graduale, infatti senza ricorrere a queste diete drastiche, un'alimentazione bilanciata e sana, optando per alimenti genuini in ogni caso. E sicuramente andare in palestra, quindi fare attività fisica e scegliere tra un'attività aerobica o un'attività anaerobica. Se io non dovessi avere il tempo per andare in palestra da solo a casa, che cosa posso fare? No, il fai da te no, o prendi una persona professionista che ti segue. Non posso segue. fare degli esercizi durante la giornata per dire. Ma sai cos'è il aiutano. problema? Che molte persone fanno così. Vado a buttare la spazzatura, sì. Faccio un esempio. Posso sicuramente è un movimento, sicuramente, però non sei competente in quella materia. No, ma io dico, dietro suggerimento uno magari può fare. Puoi fare una corsetta, la corsetta oppure la camminata veloce, qualsiasi tipo di attività comunque aerobica che ti permette di bruciare calorie. Questo indubbiamente. Quindi insomma dobbiamo bruciare queste calorie. Dobbiamo bruciare queste calorie, quindi riprendere la forma ottimale, riequilibrando sicuramente l'alimentazione e rifrequentando pian pianino l'attività fisica. Diciamo che a parte l'attività fisica dovremmo rivolgerci anche ad un nutrizionista che ci consiglia cosa. Direi che quella è la base, il 60% è la nutrizione, poi il restante è tutto l'allenamento fisico in palestra. Allora, in estrema sintesi possiamo dire che se c'è un metodo, tra virgolette, indolore per ritornare in forma. Il movimento, qualunque esso sia il movimento, anche se piace camminare, fare lunghe passeggiate, va bene, rientra sempre in un contesto è una di passeggiata, noi diciamo una passeggiata, cosa significa? Dobbiamo stare attivi 15 minuti, 10 minuti, un quarto. Sì, non meno di 30 minuti, io consiglio sempre non meno di 30 minuti. Una passeggiata che va fatta con un ritmo un ritmo abbastanza perché se io passeggio elevato. invece... No. Però in ogni caso se una persona è molto sedentaria, già un piccolo movimento influisce moltissimo a cambiare il proprio stile di vita. Ma ci sono degli esercizi particolari per dire, se io volessi in qualche modo ridurre la circonferenza vita? Ok, molti mi dicono per esempio in palestra, dai Lucia facciamo 2000 addominali così mi spunta l'addome. 2000 addominali? Cioè è impossibile una cosa del genere, infatti l'addome, per evidenziare l'addominale bisogna essere molto magri, quindi sfiatiamo questo mito di fare addominali significa avere gli addominali. Per avere la tartaruga serve. Purtroppo sai cos'è? Che le persone non hanno quella pazienza di avere un corpo asciutto e occorre molto sacrificio per fare questo. Cioè tu non puoi farti un programma di 3, 4, 5 mesi, ma devi fare un programma annuale e pian pianino vedrai che i risultati arriveranno. Ci vuole solo costanza e pazienza. Molta costanza, ma purtroppo viviamo una vita che non ci permette di essere molto costanti. Però ritagliare del tempo per noi è importante. Infatti io dico sempre ai miei allievi che il nostro corpo è un tempio ed è il posto in cui dobbiamo vivere il più lungo possibile, quindi cerchiamo di renderlo efficiente, questo sicuramente. Ma volendo potenziare diciamo un po' i muscoli delle braccia. Sì. Quindi io posso fare dei pesi, mi aiutano in questo? Sicuramente, se non hai pesi anche le bottiglie da mezzo litro ti potrebbero aiutare. Ecco, quindi già stiamo dando delle... Sì, però non fai da te, ecco, questo è quello che ti dico, devi essere sempre seguito da un professionista. È chiaro che non possiamo... Non ti puoi improvvisare, esatto, ecco, in questo nessuno senso. si può improvvisare, però se io avverto che in questo momento ho un problema muscolare, perché la mia massa muscolare, attenzione, la mia massa muscolare non è, diciamo, allora magari... non ho il peso da 1 chilo, da mezzo chilo. Utilizzo le bottiglie d'acqua. Così come quando vado a camminare devo mettere delle scarpe adatte per poter fare la camminata. Perché se io facessi una camminata con, non io, ma una donna con tacchi a spillo, si troverebbe in una situazione sicuramente. certamente non è il massimo, ecco. un po' complicata. Quindi insomma... Movimento abbiamo detto. A 360 gradi sempre, alimentazione importantissimo. E il miglior momento per fare l'attività quale può essere durante la giornata? Guarda, devi figurare che se esiste un miglior momento. Dipende molto, è molto soggettivo. Io alleno alle 6 di mattina, come alleno anche la sera. E le persone... Ma il metabolismo nel corso della giornata può subire, perché se io mi alleno alle 6 del mattino è un conto. Sicuramente la sera sei già un po' provato anche dallo stress della vita quotidiana. Io consiglio la mattina presto. Sempre. Quindi la mattina presto significa alzarsi alle 5, 5 e mezza. No, anche un orario un po' più normale. Perché se devo andare in ufficio è chiaro che se alle 8 e mezza devo essere in ufficio
Però ti posso dire che io faccio personal molta gente professionista e mi rendo conto che molte persone non dormono tanto. Io già alle 5 sono quasi tutti svegli, quindi già alle 6 inizio a lavorare. Quindi ci un'energia... possiamo sentire al mattino presto, perché a quell'ora mi alzo anch'io. Hanno un'energia pazzesca, cioè a volte sono invidiabili. Allora, mettiamo da parte i panettoni per adesso, mettiamo da parte in generale le fritture perché non sono consigliabili, cerchiamo di mangiare in maniera quanto più pulita, salutare possibile e facciamo un po' di attività fisica perché chiaramente ci fa stare bene, ci migliora l'umore, è tutto un altro... E prima ci prepariamo adesso all'estate, diciamo che andiamo incontro verso l'estate e andando incontro all'estate c'è poi lo spauracchio, no? Quando arriverà il momento, il mese di maggio, quello là, la prova costume, ma infatti per io le donne, faccio anche corsistica, quindi gruppi collettivi a lezioni in palestra e noto che verso aprile-maggio c'è questa affluenza, incremento di persone che vogliono, sottinteso, avere i risultati miracoli per la prova costume. Io sono molto chiaro. Non è così. Quanto tempo serve per poter... Devi fare una programmazione che va dai 6 mesi a un anno. Quindi se noi vogliamo stare bene in estate, in forma in estate, già a cominciamo settembre devi iniziare. A gennaio, quando abbiamo finito di mangiare tutto quello che abbiamo mangiato, riprogrammiamo per l'estate. Vabbè, insomma, questi sono i consigli, le indicazioni per vivere... in serenità con il nostro corpo. È una valvola di sfogo, io lo consiglio a tutti perché allenarsi, tenersi in forma ti fa stare bene, ti fa stare allegro, ti fa essere positivo e ti fa affrontare la giornata sempre in maniera diversa. Allora, grazie per i suggerimenti di Lucien Cristina, per essere stato con noi, personal trainer. Insomma, mettiamoci in testa che bisogna un po' faticare. Per stare in forma bisogna anche fare qualche sacrificio a tavola e faticare un tantino. Un tantino, non tanto, senza esagerare. È finita la nostra vita. Grazie, arrivederci. Allora ci fermiamo ancora, ci sono le pillole di Almanacco e poi ci saranno le stelle, andremo a vedere cosa dicono le stelle oggi con Marco Amato. A dopo. Oggi, 16 gennaio, è il giorno della Foguera in Spagna. Si tratta della celebrazione più importante della località di Canals e si caratterizza per il grande falò, una grande catasta di legna che comincia a essere impilata a partire dal 7 dicembre. Pensate che è iscritto nel libro del Guinness dei primati come il falò più grande del mondo. Le feste continuano anche i giorni seguenti con celebrazioni religiose e degustazioni di gastronomia tipica di questa festa, come i dolci di Sant'Antonio. Questa antica ricorrenza nacque molti secoli fa, a partire dalla metà del XVII secolo, proprio come omaggio al santo patrono Sant'Antonio Abate, che protesse il paese da un terremoto. Oggi parleremo come sempre di scienze, ma vi do una pillola di storia della medicina. Forse non sapevate che la moderna chirurgia plastica affonda le sue radici in Sicilia. Era il 1450 quando due medici catanesi, Gustavo e Antonio Branca, idearono una nuova tecnica di ricostruzione che diede una spinta innovativa agli interventi, in particolare nel campo della rinoplastica. Buongiorno a Marco Amato, ben trovato anche oggi Marco. Buon caffè. Buongiorno Angelo, buongiorno Manuela, buongiorno Sicilia. Buon caffè, tazzina trasparente, così possiamo verificare che questo prezioso liquido che serve magari a tirarsi su è presente. Allora, stamattina parliamo di due personaggi, due attori che abbiamo anche sentito ieri nel corso dei nostri telegiornali. Parliamo di Ficarra e Picone che arrivano di nuovo nelle sale cinematografiche con un film ispirato a Garibaldi. Sono un po' garibaldini in questa circostanza anche loro. Marco. Esattamente, è un po' questa tendenza a riprendere un po' queste monografie su personaggi storici italiani, un po' come accade con Mussolini. Questa è la volta di Garibaldi. Allora, Salvo e Valentino, che sono rispettivamente un Ariete e un Gemelli, hanno proposto l'uscita di questo film, tra l'altro capitanato come regia da Roberto Andò, e
e con la presenza anche del grande attore Sorvillo. Ebbene, Ariete Gemelli, quindi forza comunicativa. Ando è un Capricorno ed è proprio sotto il cielo del Capricorno che questa nuova presentazione ha luce, quindi assolutamente di spessore professionale, un po' più seria, ironia sì, ma sarà decisamente uno spaccato molto ma molto interessante a livello storiografico. Ebbene, mentre Sorvillo è Acquario, per cui aggiunge il preziosismo geniale all'interpretazione che ne farà, il film promette molto bene, ma in sostanza andrà bene? Ebbene sì, perché proprio per quanto affronti un tema difficile, ricordo che il Capricorno per adesso ha tutta una serie di faccende da sistemare coi pianeti, avrà un enorme successo, quindi in bocca al lupo ai nostri cari amici che speriamo di risentire magari un giorno a Buongiorno Sicilia. Dunque vi parlo un po' della giornata di oggi, che è un po' complicata perché abbiamo l'opposizione del Sole con Marte, che non è mai bello, tra Capricorno e Cancro, mentre invece la Luna fa le bizze in Vergine un po' troppo precisina. Quindi cosa succede nello zodiaco? Per Ariete, puntualizzare tenacemente oggi sarà il ritmo della giornata, non risulterete molto simpatici come tendenzialmente normalmente siete. Toro, la giornata di oggi prevede in questo bailam zodiacale degli aiuti importanti, il Toro è in netta ripresa, quindi per voi aggiustare un pochino di rapporti è decisamente ottimo e fondamentale. Gemelli, ebbene, la vostra configurazione zodiacale sta ancora aspettando che i pianeti partano veramente per davvero verso una vostra nuova realizzazione. Oggi è un tempo d'osservazione, d'attesa, non esagerate con i giudizi. Cancro, la giornata di oggi è una giornata molto tesa, proprio perché il Marte che si è rifugiato nei vostri gradi si oppone all'energia solare. Oggi un calo di energia, un po' di pigrizia. Leone, è proprio il vostro astro, il Sole, a essere opposto a Marte, quindi cari Leone, oggi rischiate di essere un po' scontrosi. Vergine, Luna dalla vostra parte, oggi le emozioni e l'emotività sono decisamente in primo piano, è una giornata ottima per parlare di sentimenti con qualcuno che va colpito. Bilancia, la giornata di oggi prevede una doppia quadratura sia al Sole che a Marte, e la Luna non aiuta visto che è molto emotiva. Oggi sospetti. Scorpione, ottima la vostra configurazione zodiacale perché fate da punto di talete su queste diatribe zodiacali. Oggi il Capricorno ha delle risposte importanti e tutto va come al solito, come voi da bravi strateghi avete concertato. Sagittario, l'avevo saltato, il Sagittario sta preparando tutta una serie di faccende che riguardano la propria logistica, pronti a partire, pronto di nuovo a investire passioni anche senza troppo rifletterci su. Acquario, giornata decisamente molto interessante oggi perché le quadrature vi suggeriranno di rimanere a letto. Oggi non è proprio la giornata ideale per dibattere, aspettate un po', tanto alla lunga avete sempre ragione. Pesci, punto di talete pure per voi, ottima la vostra configurazione in mezzo a questo bell'anno zodiacale, se non fosse che la Luna è in opposizione, quindi un po' di stanchezza emotiva, riposate di più, un po' di sonno in più non vi farà male. Del resto siete il segno del miraggio e del sogno, e detto questo auguro a tutta la Sicilia una splendida giornata. Grazie Marco, a domani con i suggerimenti e con la lettura delle stelle. Adesso andiamo alle ultime notizie, alle curiosità che arrivano dai quotidiani in edicola con Emanuela Corsi. Allora, siamo sulla verità, la rubrica si chiama La verità degli altri, racchiude diciamo le notizie più strane, curiose, prese dal web, da altri giornali. Per esempio c'è questa presa dal Corriere.it ed è la storia di una donna russa che secondo un portale online appunto russo, questa donna si stava preparando per volare a Mosca, ha scambiato il carosello di consegna dei bagagli per il ponte d'imbarco dei passeggeri, quindi la signora praticamente è salita sopra ed è scomparsa dietro la tendina, sai, quella poi dove appunto nella
lasciamo i bagagli. Fortunatamente però la passeggera non ha riportato ferite ed è in buona salute. Il filmato ovviamente poi è diventato virale in pochissimo tempo. E poi c'è anche questa storia invece che arriva da Today.it, una donna che adesso ha 53 anni è stata vittima di una truffa da migliaia di euro, perché infatti ha creduto nei messaggi che gli sarebbero stati inviati dall'attore statunitense Brad Pitt, quindi lei era convinta di chattare con Brad Pitt e pensa che gli ha consegnato 830.000 euro, quindi una maxi truffa. Fate molta attenzione soprattutto quando ci sono dei profili insomma di personaggi famosi. Ma poi che... Brad Pitt perché avrebbe dovuto avere bisogno? A me è arrivata una volta la richiesta di Cristiano Ronaldo, quindi non lo so, magari era quello vero, che ne sai tu Angelo. E poi invece dal Corriere del Trentino l'intervista a Paolo Crepet, lo psichiatra e sociologo che si vede anche spesso nelle trasmissioni televisive, che ha stroncato di brutto Belve, il programma della Fagnani. Ha detto: questo programma è disperazione allo stato puro. Basta, ci fermiamo qui, grazie Emanuela. Ci salutiamo come sempre in musica. Stamattina ascoltiamo Madame, che è una delle voci nuove del panorama discografico italiano. L'appuntamento con Buongiorno Sicilia domani. Grazie e una buona giornata.